Ora in onda, area di servizio. Radio Libertà, prima di dare la linea a Matteo Furian per area di servizio, io vi ricordo il numero di WhatsApp per mandare già da subito i vostri commenti alle notizie del giorno, che è 346 642 7756. Poi apriremo anche le linee al numero 02 9294 7222. Ci riproviamo con il collegamento da Desenzano del Garda. La linea va a Federico. Sì, buonasera a tutti. Allora, sono in collegamento da Desenzano del Garda in provincia di Brescia, dove si sta tenendo la festa per il 206esimo anno della polizia penitenziaria. Poco tempo fa ci eravamo appunto sentiti, però le cattive condizioni meteo hanno ritardato la cerimonia, che è iniziata da poco. Le autorità stanno seguendo i vari interventi dell'autorità, tra cui anche quello del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostollari della Lega. Insomma, purtroppo sarà difficile, se non impossibile, fare interviste attualmente, visto il succedersi abbastanza serrato delle varie dichiarazioni delle varie autorità. Tuttavia la cerimonia ha avuto inizio, noi portiamo le cose buone, ci stanno ricordando i vari caduti del corpo di polizia penitenziaria, l'impegno che questi uomini e donne mettono ogni giorno nell'esercizio della loro funzione per garantire il corretto funzionamento della macchina della giustizia, che purtroppo, per fortuna, prevede anche il sistema penitenziario, che per troppi anni è stato dimenticato in questo paese. Quindi nella regione Lombardia, grazie al sindaco Guido Malinverno, ospita in Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, in questo caso la festa del corpo di polizia penitenziaria, che, ribadisco, finalmente si sta tenendo, seppur con estremo ritardo. Ora, visto che allora vediamo che forse qualche intervista riusciamo a farla nonostante tutto. Ecco, allora sì, ora sì, assolutamente. Allora, facciamo fare un saluto al segretario provinciale di Milano del SINAPE. Sì, assolutamente, lo facciamo salutare, anche se sì, gli è caduta la lingua a terra, dice, però Simone Porro. Quindi buonasera Simone, grazie per essere qua in collegamento con Radio Libertà. Due parole sulla festa della polizia penitenziaria qua di Desenzano. Saluto tutti i radiospettatori. È emozionante, è bellissimo, perché poi si parla di tutta la storia del corpo e i nostri carichi, è un valore aggiunto, ecco. Per dire, le emozioni non si possono esprimere con le parole, è bellissimo, è commovente. Io ringrazio Federico che mi ha fatto salutare tutti voi, è stato bellissimo. Vi ringrazio ancora, un saluto Carlo. Grazie ancora, abbiamo appena sentito Simone Porro, dirigente del Sindacato Nazionale Autonomo della provincia di Milano. Insomma, c'è emozione, sono tanti sentimenti che si incrociano, ed è emozionante già che è iniziata, perché abbiamo detto il meteo si stava mettendo male, invece ha regalato una finestra di sole che è durata poco purtroppo, però per quantomeno far iniziare questa cerimonia. Ok, allora io ringrazio la radio per il collegamento datomi e come giusto che sia do la linea a buon Furian. Saluti da Desenzano del Garda e dalla festa della polizia penitenziaria.
Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15, solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Sero signorina, kiss me goodnight. E dopo la parentesi da Desenzano del Garda, ora inizio ufficialmente Area di Servizio con Matteo Furian. Se volete intervenire con lui, dire la vostra sui fatti del giorno, in primis naturalmente la netta affermazione di Massimiliano Fedriga, rieletto governatore, almeno questi sono tutti gli exit poll che danno Fedriga rieletto con una forbice tra il 62 e il 65%, mentre invece lo sfidante di centro-sinistra si è fermato tra il 27 e il 30%, quindi se la matematica non è opinione aspettiamo ancora stappare lo champagne, però la differenza è veramente abissale. Se volete dire commentare i fatti del giorno, questo ma anche altri, il numero è lo 02 92 94 7222, ricordo anche il numero di WhatsApp 346 642 7756. Ben trovato Matteo. Matteo, tra l'altro ci ritroveremo anche giovedì sera per la legge del gol, dove ci sarà da commentare un eclatante 4-0. Un eclatante 4-0, però lasciamo il calcio al giovedì sera. Un buon pomeriggio a tutti i cari radioascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati qui sulla nostra bellissima area di servizio, il tuo pomeriggio su Radio Libertà. Come ha detto il buon Giulio, potete chiamare allo 02 92 94 72 22 o se no ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. Allora, io quest'oggi la prima notizia che volevo commentare con voi è ovviamente quello che ha già anticipato il buon Giulio Carnelli della regia, ovvero per quanto riguarda il risultato possibile di Fedriga in Friuli Venezia Giulia, perché secondo i primi sondaggi appunto Fedriga dovrebbe vincere a mani basse perché domina completamente il Friuli Venezia Giulia, perché secondo alcuni sondaggi primi vola oltre il 60%, si parla addirittura tra il 61 e il 65%, ha completamente doppiato il candidato del Partito Democratico del Movimento 5 Stelle che Moretuzzo, che si ferma tra il 28 e il 32%. Quindi arriva dal Friuli l'ennesima conferma dell'ottimo momento che sta attraversando il centrodestra. Massimiliano Fedriga è stato confermato, a quanto pare sarà riconfermato come presidente della regione. Da sempre, comunque secondo moltissimi sondaggi, questo va riconosciuto, che era favorito, dicevano molti sondaggi, rispetto ai suoi avversari, però sappiamo che alla fine, nel momento in cui poi si va a votare, ogni cosa è a sé, non c'è il sondaggio che tenga, ecco, sostanzialmente. Stando comunque a questi primi exit poll, danno favorito il buon Fedriga. Ma ci sono state già delle reazioni, perché la Serracchiani del Partito Democratico è intervenuta in occasione dello speciale elettorale sulla Rai 3 e ha voluto ringraziare il candidato Moretuzzo e ha rivendicato la scelta del campo giallo-rosso con i grillini. È riuscito in condizioni difficili a tenere unita la coalizione di centrosinistra ed è cresciuto molto. Lo ringrazio, era una partita non facile, ma abbiamo messo in campo una coalizione credibile. Patuanelli, senatore del 5 Stelle, ha rivolto un augurio di buon lavoro a Fedriga e ha indicato a Moretuzzo come un punto di partenza. Io però vi faccio una domanda adesso a voi radioascoltatori che ascoltate, perché alla fine, come dico sempre, questo è uno spazio di dibattito dove tutti noi ci confrontiamo, ognuno dice il proprio pensiero, certo sulle notizie trattate, però a volte bisogna anche un pochino lasciare le notizie, nonostante comunque la nostra area di servizio è stata creata apposta. È stata creata apposta per non far perdere a tutti voi radioascoltatori nessun tipo di notizia, perché è chiaro per chi lavora, chi è indaffarato durante la giornata, che magari non ha tempo, anche se abbiamo dispositivi ormai al giorno d'oggi come gli smartphone, i cellulari, che ci permettono di vedere le notizie
in tempo reale attraverso un click, non per forza ci serve al giorno d'oggi comprare un giornale, però è stata creata questa trasmissione per far sì che il radioascoltatore, mentre magari fa un attimo una pausa, un break da lavoro o meglio sta tornando magari anche a casa, si ferma sulla nostra area di servizio e ascolta le notizie e le commenta anche, questa è la particolarità, le commenta come se fosse in un'area di sosta in autogrill che si sta riposando e sente parlare con un gruppo di persone delle varie notizie, quello che accade attorno a lui, le news, ecco, le ultime news. Ma al di là di questo, la nostra area di servizio è anche uno spazio dove si creano delle riflessioni, dove si parla. Ovviamente spesso queste riflessioni nascono anche dalle notizie che noi affrontiamo, però io vi faccio una domanda, scusatemi, vi faccio una domanda, ci fermiamo un attimo e vi faccio una domanda. Ma a voi questo governo sta piacendo? Punto di domanda. Sarei curioso di sentire l'opinione di molti voi radioascoltatori. Il governo vi sta piacendo? Perché adesso i giornali, i media parlano di un ottimo vento che tira verso il centrodestra, questo è chiaro, lo abbiamo visto anche in Friuli Venezia Giulia, però la domanda è questa: questo governo vi sta piacendo? Cioè trovate delle diversità rispetto ai governi precedenti, che è chiaro comunque che ci siano, ma trovate un notevole cambiamento? Allora, io quello che posso dire, il mio compito non è star qua ovviamente a dire la propria opinione espressamente, ovviamente cercare di fare il conduttore radiofonico cercando di essere il più imparziale possibile, di non diciamo trattare le varie notizie, le varie riflessioni secondo la propria opinione e visione delle cose. Però la mia sensazione, chiamiamola così, è che personalmente io l'unico governo in questi anni che ho visto che è stato accolto inizialmente con una forte critica, ma poi dall'altra parte anche con un forte, diciamo, clamore, cioè che piaceva, era un governo che piaceva molto agli italiani ed era una sensazione palpabile che tutti noi potevamo sentire, era quello del governo Conte 1. Poi lasciamo stare che siamo andati con i 5 Stelle, però e come si sono comportati poi dopo il governo Conte 1 il Movimento 5 Stelle. Però la sensazione, vi dico questa, non c'è stato un così grande abbraccio nei confronti di questo governo come per esempio quel governo lì, non c'era quell'emozione. Io parlo adesso di cittadini, poi per la carità il centrodestra, finalmente il centrodestra, sottolineo, al governo, non è che c'è al governo solamente la Lega o c'è al governo solamente Forza Italia o così via, siamo tutti al governo insieme, questo è quello che conta, perché il grande progetto politico che stiamo condividendo è anche importante. Comunque, al di là di questo, lascio la parola comunque a voi radioascoltatori. Tornate, scusatemi, sulla domanda iniziale che vi ho posto. A voi questo governo sta piacendo? Ricordo però, per cortesia, cari radioascoltatori, massimo 2 minuti di intervento, cercate di regolarvi anche voi, perché così almeno date la possibilità agli altri di esprimersi e poi comunque non diventa un monologo. Lasciamo la parola a voi, prego, buon pomeriggio in diretta qui con noi su Radio Libertà. Pronto, ciao Matteo, ciao. Sono Francesco, Buon pomeriggio. chiamo da Roma. Ciao, buon pomeriggio anche a te. Allora, vabbè, vado subito a dirti che la risposta mia, diciamo sì, per quello che è il discorso Lega. Quello che vedo è che Fratelli d'Italia, con gli slogan che è andato via in campagna elettorale, non sbarca più nessuno. Mi sembra che siamo praticamente peggio rispetto a prima, perché continuano ad arrivare di tutto di più. Ok, va bene, c'è la Tunisia di qua, di su, di giù. No, mi sembra che ne arrivano un po' troppi di più rispetto alle intenzioni di Fratelli d'Italia che aveva detto, e i risultati li vediamo, no? Cioè, sappiamo cos'è. Discorso Federica, sono contento che abbia ripreso la regione, ma era scontato perché insomma è una cosa blindata quella lì, il Friuli è il feudo, quindi era difficile che Fratelli d'Italia andava a rompere un po' le scatole portando via voti. Un'altra cosa, che prima c'era la trasmissione con la Ravetto, si parlava di queste zingare che appunto continuano a essere incinte, non vanno in galera, però vanno in televisione, ormai sono diventate delle star, sono sempre lì dal Del Debbio,
e mi chiedo come non sia giusto che vadano in galera perché hanno figli, però non mi sembra neanche tanto giusto continuarli a invitare e queste praticamente ti sbeffeggiano, cioè non si sentono intoccabili e fanno quello che vogliono. L'ultima cosa, e poi ti lascio, così almeno lascio i 2 minuti, un altro fatto, quello di Striscia la Notizia, l'Agenzia delle Entrate di Roma, dove è successo quel casino con Jimmy Ghione. Cioè lì ci sono firmati minacce di morte, che questo qua prendeva il coltello, questo qua è quello che c'ha il bar dentro l'Agenzia delle Entrate, non fa scontrini, e dopo l'Agenzia delle Entrate manda le cartelle esattoriali a noi poveri mortali, comuni cittadini. Non lo trovo giusta, che si indaghi anche su quella cosa lì, che questo personaggio, oltre ad aver evaso le tasse dal 2018, ha dato anche delle minacce di morte con le mani che sono volate addosso alla truppa di Canale 5. Ti ringrazio, ciao Matteo e buona trasmissione, ti ascolto. Grazie mille a lei per il suo intervento, ma per quanto riguarda l'ultimo intervento che ha fatto, il terzo punto che ha toccato, è assurdo. Cioè, quando si leggono o si sentono o si vedono in televisione fatti simili, a volte purtroppo mi viene da dire siamo in Italia. Non dovrebbe essere così, però penso che non sono l'unico che quando sente queste cose gli viene da dire cazzo, siamo proprio in Italia. Cioè, in un paese normale queste cose non succederebbero mai, cioè nel senso sembra una scena di Fantozzi, siamo sull'assurdo lì. Sul secondo punto che ha toccato il nostro radioascoltatore sul discorso delle rom che vanno in televisione e vengono intervistate, che poi tra l'altro vorrei sottolineare che alcune sono diventate anche star di TikTok, tra l'altro, però lasciamo stare quello. Ma allora io penso, vi dico la verità, che sia giusto da una parte intervistarle perché alla fine cioè capiamo con chi abbiamo a che fare spesso e volentieri, cioè con delle persone che proprio sbeffeggiano lo Stato, le istituzioni, sbeffeggiano tutti, cioè proprio quando una persona, come per esempio c'è quel famoso video che circola in rete, ti dice io rubo, cioè te lo dice proprio apertamente, cioè neanche senza nascondendosi, facendo finta di niente, no, te lo dice, io rubo, cioè ne va pure fiera la persona, quindi evidentemente se non ha bisogno di nasconderlo, allora lì siamo chiaramente davanti a un fatto assurdo e insolito che solamente un paese del cazzo, scusatemi il termine, come l'Italia, scusatemi, non me ne vogliate, solamente in questo paese può succedere e stiamo qua a parlare di queste persone qua, cioè sono cose proprio anormali. Cioè adesso al di là, questo dovrebbe andare oltre a destra e a sinistra, qua non c'entra niente la politica, cioè se uno è un criminale, un delinquente, lo è, punto e stop, la politica perché c'entra oggi? Perché uno la butta sulla politica? Certamente, perché non si può non dire che una certa sinistra ha portato una certa cultura del permissivismo nel nostro paese e si è ancora più permissivi se le persone che commettono determinati reati sono stranieri. Ecco, quindi qua siamo veramente all'assurdo. Cioè quando noi parliamo, io quando sento queste cose, si parla di questo, cioè di tutte queste cose che succedono, cioè mi verrebbe da dire, ma in che paese vivo? Cioè stiamo a parlare di cazzate, cioè ma in che paese vivo? Che paese lascerò ai miei figli? Ma io voglio far crescere i miei figli in un paese del genere, perché l'Italia è un paese pieno di contraddizioni, pieno, perché è il paese più bello del mondo, è il paese più bello del mondo, e io, vi dico la verità, io amo la Lombardia fino alla morte, cioè sono strattaccato alla Lombardia, per me è una delle terre più belle del mondo, non occorre, molte volte sento qualche milanese che dice bisogna andare... no, vabbè, c'è Roma, bellissima Roma, non voglio far aprire la guerra, cari radioascoltatori, ci mancherebbe altro, però io sono fiero anche dove vivo, no? Così, quindi siamo il paese più bello al mondo, abbiamo una ricchezza artistica, storica, culinaria, veramente siamo imbattibili, siamo proprio imbattibili su questo, siamo il paese più bello del mondo, però dopo abbiamo delle contraddizioni interne di cose che non funzionano, che veramente distruggono e calpestano spesso tutto il ben di Dio che abbiamo, anche a livello paesaggistico, che c'è in ogni singola regione d'Italia. Comunque abbiamo un'altra telefonata, scusatemi. Prego, buon pomeriggio, in diretta qui con noi. Pronto? Prego, buon pomeriggio, in onda. Buon pomeriggio Matteo, sono Mario D'Arieti. Sempre complimenti per la trasmissione.
Io non sono umbro, però ce l'ho qui a mezz'ora e ti posso garantire che il più bel posto del mondo per andare a vivere è l'Umbria. È un autentico gioiello, tutti i paesini che sembrano dei piccoli presepi, come storia, come cultura, come vino, come mangiare, Todi, Foligno, Spello, Città di Castello, Gubbio, Perù, cioè è un qualche cosa di questa è la parte, non sono umbro, però ti posso garantire che l'Umbria è il più bel posto del mondo per viverci. Io ti volevo dire questo, tu dici sei soddisfatto o no del governo, nelle condizioni adatte io mi accontento, perché calcola che questo governo è dirigito a una situazione disastrosa, è uno dei motivi per cui Draghi è scappato a gambe levate. Quindi tra la guerra, la crisi energetica, il caos economico, il PNRR, mi sono capitati gli immigranti, una marea di disgrazie una dietro l'altro, che nelle condizioni date, caro Matteo, sta facendo il suo, calcolando anche che, e concludo, c'è tutta la grande stampa contro, le televisioni, un fuoco mediatico contro spaventoso, e fa quello che può fare. La Buonanima diceva una frase che dice: governare gli italiani non è difficile, è inutile. Però, viste le condizioni disastrose in cui sta il paese, fa quello che può. Più di questo non può fare, caro Matteo. Quindi mi accontento, perché penso che se governavano gli altri, disgraziatamente vincevano gli altri, stavamo peggio. Tutto qui. Scusami, ma una sola raccomandazione, chiudo Matteo, e sto dentro i 2 minuti. Per cortesia, parli solo il capo del governo, parlano in troppo, ogni dichiarazione viene facilmente manipolata e strumentalizzata. La regola benedettina, ora et labora. Molti ministri dovrebbero dire: basta solo il Presidente del Consiglio a parlare. Ciao. Grazie mille Mario D'Arieti. Ecco, Mario D'Arieti però ha toccato un punto, perché io concordo assolutamente con Mario D'Arieti che se c'era un governo di centrosinistra, a parte che adesso hanno governato comunque per 10 anni, anche qua che c'è una grandissima contraddizione che non capirò mai, perché ci sentiamo parlare di DDL Zan, comunque quel tema, Ius Soli, tutte queste tipo di battaglie qui che ha sempre portato avanti la sinistra, però sono stati al governo 10 anni. Questo è un dato oggettivo, sono stati al governo 10 anni, non sono stati in grado di portare, per fortuna, avanti nessuna di queste battaglie. Sono stati al governo 10 anni, cioè non è che siamo sempre stati noi al governo per negli ultimi 30 anni e uno dice cavolo, sono sempre stati loro al governo, non riusciamo a portare avanti questo tipo di battaglie. Sono stati al governo, loro non sono riusciti a portare avanti le loro battaglie. Adesso, al di là del giudizio, non ci deve interessare. Comunque mi taccio, perché prima della pubblicità abbiamo l'ultima chiamata, poi riprenderemo. Prego, buon pomeriggio, è qui in diretta con noi. Sì, ciao. Senti, ti volevo dire che io non sono invece per niente soddisfatto. Questo è un pessimo governo, è la fotocopia sbiadita del governo che lo ha preceduto, con l'agenda Draghi imposta da uno che d'economia ne sa. Siamo governati da un soggetto che evidentemente ha molto di sudditanza psicologica, ha molto da farsi perdonare, è molto debole su molti punti e lo si vede. Vedo che l'Italia pedissequamente segue alcuni paesi nell'impostazione della guerra contro l'Ucraina, non è cambiato nulla. Sull'immigrazione non ne parliamo, ma ciò che è peggio, che io constato purtroppo, è che sui temi culturali è la sinistra che detta l'agenda. Tu parlavi prima del gender e di tutti questi temi, onestamente è la sinistra che ha vinto da questo punto di vista, sdoganando di tutto e di più. Quindi ad una penuria, ad una incapacità politica da parte della destra corrisponde soprattutto una mancanza di preparazione culturale e una incapacità di trainare questo paese, che notoriamente è conservatore ed è di destra, verso una politica anche culturale di destra, quindi un fallimento completo. Voto finale 3.
Grazie mille al nostro radioascoltatore che ci ha dato pure il voto in termini numerici, lo ringrazio per il suo intervento, ovviamente ognuno ha la propria opinione, mi raccomando, chiamate già, ve lo dico, 02 92 94 72 22 se volete intervenire in diretta, ci risentiamo dopo la pubblicità e un breve stacco musicale, rimanete sintonizzati, a tra poco! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
e ridiamo subito la linea a Matteo Funa per la seconda parte di Area di Servizio. Potete riprendere a telefonare allo 02 92 94 7222. La linea torna a te, Matteo. Grazie mille caro Giulio, mi è arrivato subito già un messaggio. Ciao Matteo, in tema di immigrazione non è cambiato nulla, anzi la guerra avanza senza vedere una diplomazia che lavora per la pace, stipendi da fame, non danno speranza ai nostri giovani. Non vedo assolutamente nulla di nuovo che possa cambiare un qualcosa, come la speranza di uscire da questa Europa che impone uno stile di vita da pazzi. Pensioni non se ne parla, che dire, non percepisco nulla di positivo. Questo ce lo scrive il nostro radioascoltatore Ferdinando da Verona. Grazie Ferdinando per averci scritto. Allora, questa è la sensazione sicuramente di alcuni cittadini. Ringrazio il nostro radioascoltatore per averci scritto. Abbiamo subito un'altra telefonata, diamo come sempre precedenza alle telefonate. Prego, buon pomeriggio in diretta qui con noi su Radio Libertà. Buon pomeriggio, sono Sergio da Torino. Salve Dunque, Sergio. dopo essere stati ben bene raggirati in campagna elettorale, noto che c'è parecchia gente che si comporta come un topo in trappola, perché non riesce a capire come mai cambia il direttore d'orchestra, cambiano i suonatori, ma la musica è sempre quella. Allora io rifletterei su un fatto. Vi siete mai resi conto del perché? Se il Papa gli si infiammano le emorroidi, chi ha il potere e detiene il potere economico di proprietà dei giornali, delle radio, delle televisioni ne parla per una settimana. Quando un vecchietto comune, normale, quelli che appartengono per così dire alla feccia umana, per avere un esame medico è in lista d'attesa per quasi un anno. Allora, signori, è ora che le illusioni caschino. Chi governa in Italia non sono i burattini, sono i burattinai. E i burattinai sono la massoneria e il Vaticano. La massoneria italiana e quella internazionale, che sovente si intersecano fra di loro. Quindi è inutile che continuiamo a stupirci. Qui chi cambia, il governo cambia, ma i clandestini continuano a sbarcare. L'Ucraina continuiamo a mandare le armi, nonostante che la maggioranza degli italiani non voglia i clandestini, la maggioranza degli italiani non vuole mandare armi in Ucraina. Noi continuiamo tranquillamente a fregarcene del popolo, alla faccia della sovranità popolare. Ora, siamo già stati raggirati con la propaganda elettorale. Questo tipo di trasmissione serve, casomai, ad amplificare il raggiramento. Pregherei per cortesia di essere un po' più onesti. Non ho capito, mi scusi, aspetti, l'ultima parte, mi perdoni. No, mi sa che è caduta la telefonata. Ha messo giù il nostro radioascoltatore, non ho capito l'ultima parte del suo intervento. Comunque lo ringrazio per essere intervenuto, per aver chiamato e aver espresso la propria opinione in merito alla domanda che ho fatto, che sicuramente ha generato comunque la curiosità di molti. Comunque è arrivato un altro messaggio, ci raccontano che la carne sintetica risparmierebbe la vita di tanti animali, ma il cosiddetto liquido di coltura delle cellule simil bistecche non è forse di origine animale, ovvero sero animale? Passeremo dalla macellazione ai prelievi sanguigni a vita? Questo ce lo scrive invece Marila. Grazie Marila per averci scritto. Ma al punto è che adesso, tornando un attimo indietro nel discorso, il punto è che sicuramente in questo paese c'è ancora tanto da lavorare, perché vi posso assicurare, e vi parla un giovane, adesso parlando dal punto di vista giovanile adesso, apro questa piccola parentesi, entrare nel mondo del lavoro per un giovane oggi è veramente difficile, ma veramente difficile. Devi avere tanti titoli, ma anche quei titoli non bastano spesso, e spesso ti si propone, si utilizza tanto, i giovani italiani non vogliono fare i lavori che gli altri non vogliono fare. Assolutamente, probabilmente c'è anche una sorta di verità, che poi non è sempre così, perché ho conosciuto tanti ragazzi miei coetanei che sono andati a fare i cosiddetti lavori umili, ma al di là di questo io penso che se giustamente qualcuno studia o comunque si specializza in un determinato ramo in cui vorrebbe operare,
quantomeno la sua fatica dovrebbe essere premiata, e vi posso assicurare che spesso vengono offerte ai giovani delle paghe veramente miserabili. Cioè ti dicono di fare lo stage molte volte non è o retribuito o si parla di rimborso spese. Con rimborso spese vuol dire quindi 2 dita negli occhi. Perché non hai esperienza. Fai lo stage, dopo lo stage hai ancora poca esperienza. Allora poi alcuni giovani cosa fanno? Cominciano a guardare all'estero. E così arriva la famosa fuga di cervelli. Quindi questo è un altro tema che la politica dovrebbe, secondo me, toccare con più serietà. Poi questo è un tema che riguarda sicuramente i giovani, non tutti i cittadini italiani, però è un tema, a mio avviso, davvero molto importante. Una cosa che fa riflettere è anche comunque la diversità tra l'italiano e sicuramente altri popoli. Questa cosa qui è una cosa già nota, va bene, uno dice è banale, o potrebbe dire che cavolo vuol dire, Matteo, di cosa stai parlando? Però è vero, uno vede il popolo francese come reagisce ogni volta che toccano determinati temi, come per esempio il tema della pensione, come reagisce il popolo, e si vede invece in Italia come reagisce il popolo quando gli si alza la pensione, gli si alzano le tasse o aumentano i costi dei beni di prima necessità. Siamo sicuramente un popolo con profonde differenze, però c'è una differenza abissale su questo che dovrebbe essere più che altro una cosa abbastanza normale, una reazione da parte del popolo. Comunque, abbiamo un'altra chiamata, prego. Buon pomeriggio in diretta qui con noi su Radio Libertà. Sì, Matteo, quel signore di prima che è sempre gentile, però io non so perché bisognerebbe chiedergli di che parte sta, perché finire tutto un discorso che ha una sua logica con cercate di essere più onesti, a me mi fa girare i santissimi, ok? Comunque buona padagna. Grazie mille a lei per il suo intervento, ma io personalmente ho lasciato stare l'ultima parte dell'intervento del radioascoltatore precedente, anzi l'ho anche ringraziato per il suo intervento. Personalmente mi ritengo una persona onesta, quindi non ho neanche parlato perché non mi sono sentito proprio tirato in causa, almeno io nel mio piccolo cerco di parlare sempre delle notizie, di dire quello che penso e di cercare di far costruire delle riflessioni. Poi ognuno di noi ha la propria idea, abbiamo idee diverse, ci confrontiamo, possiamo discutere, litigare, così, però sempre ovviamente col rispetto che abbiamo tra noi. Ecco, io, scusate, torno un attimo indietro, e io dico, io vi chiedo intanto cosa ne pensate, però secondo me in parte è anche un autogol, ovvero quella proposta che ha fatto tanto discutere, quella di Fratelli d'Italia, che prevede che sostanzialmente di vietare l'utilizzo di parole straniere all'interno della pubblica amministrazione per la salvaguardia della lingua italiana. La proposta di legge di Fratelli d'Italia prevede che tutti i rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino e in ogni sede signori, scusatemi, che oggi sono proprio veramente stanco, anch'io, perché tra lavoro tutta la giornata e la radio purtroppo mi va in pappa il cervello a volte. Prego i gentili radioascoltatori di scusarmi se alcune volte mi incartono, ma vi assicuro che è per il mal di testa. Poi per chi mi segue sa benissimo come parlo e come mi esprimo. Comunque tutti gli enti pubblici e privati devono presentare tutti i documenti in lingua italiana, qualsiasi quindi documentazione sul territorio nazionale. Questa è stata la proposta dei Fratelli d'Italia che ha fatto tanto scalpore, e adesso vorrei parlarne. Perché ha fatto scalpore? Perché si parla di multare fino a 100.000 euro chi non usa l'italiano o usa termini stranieri. Però anche qui un attimo da vedere e da parlare un attimo meglio. Però abbiamo un'altra chiamata. Prego, buon pomeriggio in diretta qui con noi. Prego, in onda. Buon pomeriggio. Ah, pronto? Salve, Senta, io sono Giovanni di San Maurizio. Volevo, lei ha chiesto se eravamo d'accordo sulla politica di questo governo, giusto? Esattamente. Pronto? Esattamente, la stiamo sentendo, prego. Ah, ecco, sì, allora, che io non sono per niente d'accordo, per due questioni che io ritengo importanti. Quella degli sbarchi che continuano peggio di prima,
e l'invio delle armi in Ucraina. Ecco, tutto qua. Io ho sempre votato per la Lega e non so se continuerò a votarla. Tutto lì. Buon lavoro. Grazie mille per il suo intervento e sicuramente questi sono i temi che fanno più storcere il naso a molti. Comunque, tornando all'ultimo argomento che avevo, che è l'ultima notizia che avevo proposto, vi chiedo intanto che cosa ne pensate anche. Io penso che questo sia, se tra virgolette la proposta, la base è buona, perché il fatto di considerare la lingua italiana un patrimonio culturale, però adesso qua ci fermiamo, io faccio un attimo, apro una parentesi molto importante su qua mi dovrete un attimo perdonare. Allora, se è una buona proposta la base del fatto di considerare la nostra lingua un patrimonio culturale che quindi in quanto tale va preservato e tutelato, va difeso, ok? È una buonissima base di partenza, io su questo concordo. Però bisogna vedere anche il come tutelare la nostra lingua. Poi aprirò ancora, scusatemi, un'altra parentesi perché su questo sono severo. Allora, cominciare a parlare, come ha fatto qualcuno, di cercare di togliere anche, per esempio, ore di studio di altre lingue, come possono essere l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, che in molte scuole al liceo, ma anche in università, sono lingue studiate, penso che sia un'assurdità. Perché oggi più che mai è essenziale avere una padronanza delle lingue, anche straniere, senza scordarsi ovviamente la propria lingua, perché questa è una cosa importante, però è assai importante secondo me il conoscere altre lingue, anche perché comunque, diciamocelo, è un fattore culturale di estrema importanza, perché comunque apre la mente il conoscere altre lingue. È importante, è essenziale al giorno d'oggi conoscere soprattutto lingue come l'inglese, il francese o lo spagnolo, soprattutto l'inglese, è essenziale. Quindi, tornando a noi, come dovrebbe essere tutelata la nostra lingua? Io penso che la base di partenza deve essere a scuola, perché il problema di oggi è che gli italiani non parlano l'italiano, questo è un problema. E questo problema lo si risolve sui banchi di scuola. L'Italia è in ultima nella classifica di popoli che riescono a comprendere ciò che leggono e questo è un fatto grave, questo. Cioè vuol dire che più di un italiano su 3 non capisce quello che legge e questo è gravissimo, è veramente grave, è veramente grave. Quindi vogliamo tutelare la nostra lingua, tuteliamola su questo piano qui, la scuola. Cerchiamo di fare piuttosto più ore di italiano, di cercare di insegnare davvero agli italiani l'italiano. Questa è la cosa importante, di fare più ore magari legate alla letteratura italiana. Questo è importante. Su qua bisogna focalizzarsi. Poi io, permettetemi un attimo, io sono sempre stata una persona, da buon leghista che sono, che negli anni passati si batteva per preservare, per esempio, il dialetto milanese, che ormai è completamente inutilizzato, lo parlano solamente i cosiddetti nonni, magari qualche nostro genitore, persona che ha 50 anni, 60 anni, lo capisce, non lo parla, o magari anche c'è chi lo parla, ovviamente, perché lo ha preso dai propri genitori, però possiamo dire che, per esempio, il dialetto milanese è scomparso ormai, non lo si utilizza più. E questo è un grande peccato. Io sono per la preservazione, io sono per la tutela anche dei dialetti, perché anche i dialetti sono un patrimonio culturale. Cioè, io, scusate, ho aperto questa parentesi perché ci tengo, per me i dialetti sono un grandissimo patrimonio culturale. Poi certamente, cari radioascoltatori, certamente l'italiano è importante perché è impensabile pensare a un'Italia come quella della prima guerra mondiale, dove ognuno parlava il proprio dialetto, che sono delle vere e proprie lingue alla fine, e non si capiva. Cioè, se uno veniva dal meridione, uno veniva dal nord, cioè, o anche da un'altra regione, insomma, non ci si capiva, si faceva fatica a comunicare, no?
Quindi sicuramente è impensabile una situazione del genere. Non voglio dire ritorniamo all'Italia dei dialetti dove ognuno parla il proprio dialetto, assolutamente no. Però anche quello è secondo me un patrimonio culturale ed è un peccato che non viene preservato dalla politica e spesso se ne dimentichi i dialetti. E purtroppo il dialetto milanese ormai sta completamente scomparendo. Arrivo al dunque che abbiamo l'ultima chiamata, il vocale. Allora, se vogliamo tutelare la nostra lingua ci sono altri metodi. Io stesso, sarà una mia colpa, una mia grandissima colpa, mi è capitato spesso di utilizzare termini stranieri. Per esempio, regime change, quando parlavo del fatto che si volesse cambiare il regime di Putin in Russia, che era la tattica che stavano utilizzando gli americani, o se no, ormai termini stranieri, soprattutto anglicismi, vengono utilizzati spesso nel campo della politica, nel campo dell'informatica non parliamone, ma anche nell'ambito dell'economia, vi posso assicurare. Quindi anch'io faccio abuso di termini stranieri, in verità, non me ne sono reso conto. Poi io sicuramente faccio parte anche magari di una nuova generazione rispetto a qualcun altro, però purtroppo se vogliamo fare una battaglia a tutela della nostra lingua, io sono assolutamente d'accordo al 100%, però con altri metodi, mi raccomando, con altri metodi, perché così non si va da nessuna parte, perché già questo è un terreno scivoloso e il centrodestra rischia di farsi un autogol. Perché è scivoloso? Perché subito quando si parla di preservazione della lingua da termini stranieri viene in mente subito le leggi fasciste per cercare di tutelare la lingua italiana da tutti i termini stranieri, no? Viene in mente subito quello, infatti l'opposizione è andata proprio, tutti sono andati come al solito al tiro al piattello, no? Col centrodestra. Quindi a volte, io questo dico, costruiamo delle proposte sensate e cerchiamo di evitare di farci degli autogol, cioè cerchiamo di essere un po' anche più precisi, non perché dobbiamo giustificarci o dobbiamo aver paura nel proporre, però per non tirarci anche la zappa sui piedi, perché questa idea ha fatto storcere un po' il naso anche a chi è dalla nostra parte, per questo che lo dico. Comunque abbiamo l'ultima chiamata, prego, buon pomeriggio. Sì, ciao, Paolo Varese, leghista da sempre, praticamente dall'86, quindi da sempre. Allora, volevo dire una cosa, adesso non voglio cancellare in toto quello che tu stai dicendo, però è vero, dobbiamo preservare la nostra lingua, per l'amor del cielo. Non dobbiamo fare degli autogol, va bene, ma guarda che gli autogol li faremo comunque, perché la sinistra ha così tanto la mente deviata, veramente io ci sono certe situazioni dove io mi metto anche nei loro panni, ma veramente pensare in maniera contorta come stanno facendo questi sinistri qua, hanno veramente la mente deviata. Ma non è tanto il fatto di avere la mente deviata, perché questi qui sono una minoranza. Il problema è la grande cassa di risonanza che gli danno i loro accoliti che hanno in mano i mass media. E allora sembrano in tanti, ma alla fine se si va a domandare quelli che pensano che sono veramente deviati in questo modo, sono una piccola minoranza. Come diceva poi nel libro di Sallusti che intervistava Palamara, no? Tu è abbastanza che hai un'idea anche contorta, una cazzata mostruosa, però trovi il giornalista che gli dà visibilità, mette su due notizie, monti un caso e allora sembra che tutti no, cerchiamo di tornare coi piedi per terra, no? Questi sono pochi, una minoranza, e sono 4 deviati mentali che non si capisce, poi moriranno delle loro contraddizioni, no? Vedi quelli che vogliono sostenere tutti i musulmani, dentro tutti i musulmani, e poi alla fine difendono anche gli omosessuali, quando i musulmani sappiamo che li buttano giù dai tetti e li ammazzano, quindi moriranno delle loro contraddizioni. Detto questo, voglio dire un'altra cosa. Questo è un po' come avere una macchina e stiamo pensando di abbellirla, ma qui dobbiamo salvaguardare il motore dell'Italia e non possiamo lasciare andare questa storia del motore elettrico che abbiamo capito in tutte le salse, lo sanno anche i muri, che il futuro non è l'elettrico.
Qui sono di mezzo milioni di posti di lavoro, non migliaia, milioni di posti di lavoro, perché l'indotto dell'automotive è enorme e non possiamo lasciare andare e metterci nelle mani dei cinesi o di qualche altro paese. Quindi questo io non so, spero che ci sia ancora una finestra per riuscire a mettere una pezza. Ma ragazzi, se passa veramente questo provvedimento in Europa che ci ha devastato in tutto, in lungo e largo, siamo veramente messi male. Ultima cosa, non voglio togliere troppo tempo, ma il grosso problema di questo governo è, come dicevano gli ascoltatori precedenti, che stanno seguendo l'agenda Draghi. Adesso abbiamo rimesso a posto la Lombardia con Fontana, abbiamo rimesso a posto con Federica. Attenzione che poi gli italiani, se non raddrizziamo questi due colpi, immigrazione e le armi all'Ucraina, poi alla fine gli italiani si stancano e addio destra, questi vanno da qualsiasi altro, arrivi sbandierando queste due bandiere. Attenzione, per ora abbiamo ancora concesso un anticipo di fiducia alla destra, ma non tiriamo troppo la corda. Spero che questa radio arrivi in alto, le notizie di questa radio, il malcontento arrivi in alto a chi di dovere. Mi raccomando, ci conto. Un abbraccio a tutti. Grazie mille a lei per il suo intervento, grazie a tutti voi cari radioascoltatori che avete chiamato e siete intervenuti durante il mio programma e sulla nostra splendida radio. Purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra area di servizio, noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Metropolis, il punto su Milano, e filo diretto con la Lega nel mondo. Grazie mille ancora per l'ascolto e grazie mille per i tanti interventi e messaggi, ci rivediamo alla prossima puntata, buona serata. Ringraziamo Matteo Furian e ora ci ricolleghiamo con Desenzano del Garda. A te la linea, Mimmo. E in questo momento abbiamo perso la linea con Mimmo Magnetta, ci aveva chiamato proprio un minuto fa perché voleva fare un ultimo intervento, quindi ora gli ridiamo la linea, giusto il tempo di richiamarlo. Eccolo qua, ce l'abbiamo, il tempo di passarlo sulla linea. Eccoci Mimmo. Giulio, lascia stare, è stato rapito anche lui, guarda qua oggi niente, ci vediamo allora domani per lo Spazio Pio alle 3. Ok, va buono, ciao caro, ciao. Avete ascoltato Area